Benvenuti qui al Punto, benvenuti a Telefriuli, benvenuto anche alla prima cittadina di Bagnari Arsa, Elisa Pizzamiglio, che è la prima sindaco donna del comune, tra parentesi, no? Sì, esatto, la prima sindaco donna, anche la prima candidata a sindaco donna, quindi come dico spesso sono onorata insomma, di essere la prima, sono stata contenta insomma, che anche il risultato elettorale abbia premiato questa Le ha dato candidatura ragione. femminile, sì assolutamente, speriamo insomma che no, io non sono così convinta ecco, che necessariamente si debba giocare sull'aspetto femminile, ma credo che una figura femminile possa forse portare, non dico qualcosa di meglio, ma forse qualcosa di diverso Beh, rispetto al passato. Ecco. senz'altro una novità. Ecco, come vanno le cose a Bagnari Arsa, che è un comune, insomma, della Bassa che si distingue parecchie volte, insomma, Ma no? sì, diciamo che appunto Bagnari Arsa è un comune complessivamente abbastanza piccolo dal punto di vista dei suoi abitanti, siamo insomma sui 3.500 abitanti, si trova però in una posizione appunto anche geograficamente abbastanza strategica della Bassa Friulana, e in una posizione appunto baricentrica un po' anche sui flussi di turismo ma anche di traffico nella zona nord-sud e sulle direttrici ovviamente est-ovest. Fortunatamente stiamo, credo, abbastanza bene, come tutti i comuni, ovviamente anche in questo momento, se ci riferiamo ovviamente alla pandemia, stiamo cominciando anche noi a sentire una ripresa purtroppo insomma, dei contagi. Speriamo che si riesca evidentemente a contenere anche questa situazione che tuttavia, devo dire, è sotto controllo e per il momento fortunatamente non presenta casi gravi o Insomma, ospedalizzazioni. ci stiamo, come si dice, normalizzando, insomma. Speriamo ecco, di andare ad una lenta ma progressiva normalizzazione. Ecco. Ecco, senta, ci sono dei lavori in corso, mi pare, no? La biblioteca, per esempio, che è Sì, una cosa sì, 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 importante per sì, ogni comunità. assolutamente. Ecco, sì, ci sono parecchi cantieri e lavori in corso. Una delle opere effettivamente che contiamo di realizzare, speriamo in questo mandato assolutamente, la nostra, come dire, il fiore all'occhiello, è questa nuova realizzazione della biblioteca comunale. Noi abbiamo già una biblioteca appunto in comune che però era in un edificio diciamo con degli spazi effettivamente sottodimensionati, quindi la possibilità di creare una nuova biblioteca in un edificio tra l'altro che in questo momento è in uno stato di decadenza e di abbandono, quindi recuperando anche appunto un edificio senza andare a utilizzare o sprecare nuovi spazi e dare nuovo valore a un patrimonio appunto immobiliare che già esiste, allo stesso tempo creando appunto una nuova biblioteca che possa essere anche non solo una biblioteca ma un centro anche di aggregazione, un centro di incontro per anche le tante realtà sociali, culturali che insomma caratterizzano un po' il Ecco, nostro avete un po' comune. di associazioni, Sì, no? assolutamente. Questa è una delle caratteristiche delle quali credo posso andare maggiormente orgogliosa perché l'amministrazione, per quanto possibile, evidentemente sostiene una realtà come quella associativa che nel comune di Bagnari Arsa, devo dire, è molto, molto, molto feconda, sia sotto il profilo delle società sportive, culturali, sociali, davvero c'è una vita molto Insomma, attiva. è un punto di riferimento anche per l'amministrazione comunale perché, Assolutamente. insomma, volontariato è un... Assolutamente, è uno scambio reciproco, quindi se c'è effettivamente un rapporto di collaborazione per tante attività, penso anche agli stessi gruppi alpini, penso alla squadra di protezione civile, ci sono tantissime occasioni in cui effettivamente grazie alla collaborazione, allo sforzo reciproco si riescono a realizzare insomma, delle occasioni e dei momenti di incontro importanti anche. Bene, senta, con il personale come siamo? Perché tutti i comuni, insomma, hanno qualche problema, nel senso che molti vanno in quiescenza, molti, insomma, chiedono trasferimento, insomma, per non parlare dei segretari comunali che sono una merce rara, no? Beh, effettivamente sì, come tutti i comuni piccoli anche noi insomma, soffriamo un po' la situazione del personale, anche noi abbiamo avuto proprio alla fine dello scorso anno una quiescenza del titolare del nostro ufficio ragioneria che abbiamo sostituito con una nuova figura che evidentemente sta prendendo come dire, le misure, ma c'è sempre effettivamente una certa difficoltà a andare a sostituire o delle quiescenze o
anche insomma, delle carenze appunto di personale che nei comuni, in particolare quelli più piccoli, rappresenta un po' un problema, soprattutto perché, come giustamente anche lei diceva, anche la figura del segretario comunale, che noi in questo momento fortunatamente abbiamo, tra l'altro una persona della quale siamo molto contenti, insomma, però avere una figura di riferimento come segretario comunale che possa essere appunto quel punto di unione tra il personale e l'amministrazione diventa importante e fondamentale. Ecco, senta, come siamo con le tasse a Bagnare Arsa? Nota Che dolente, tutti hanno in qualche modo devono far quadrare i bilanci, no? Tutte Per le cui... amministrazioni. Beh, allora possiamo dire questo, che evidentemente per un comune piccolo è chiaro che la leva fiscale per quanto possibile può essere utilizzata, soprattutto andando ad intervenire, ripeto, compatibilmente, come lei diceva, con i limiti di bilancio nei confronti delle fasce più deboli. Ovviamente anche nel momento della pandemia, per quanto è stato possibile, abbiamo cercato di intervenire con delle forme di esenzione o di riduzione di alcune aliquote, soprattutto o con riferimento all'IMU, ma in particolare anche con la Tari, soprattutto nei confronti delle utenze non domestiche, sia l'anno scorso che quest'anno, in relazione appunto alle possibili chiusure o alle riduzioni evidentemente del fatturato. Ci sono degli interventi, seppur minimi, di sostegno anche nei confronti delle nuove imprese che si insediano nel territorio comunale, che possono essere appunto dei piccoli segnali, per quanto possibile, di attenzione appunto nei confronti anche delle imprese. Ecco, poi c'è l'ambiente, l'attenzione all'ambiente, quindi la raccolta differenziata, mi pare che c'è anche qualche novità anche lì, no? Sì, beh, appunto noi non abbiamo una differenziata spinta, noi abbiamo ancora la raccolta differenziata, quindi con i bidoni, per capirsi, con le piccole ecopiazzole, perché insomma questo è ancora, riteniamo, in relazione al contesto in cui viviamo e le caratteristiche del nostro territorio, ancora una modalità di raccolta nella quale ci ritroviamo. Però devo dire che l'attenzione all'ambiente per noi è sempre stata un elemento importante e quindi, come giustamente lei citava, mi sento in dovere di ricordare un'opera importante che stiamo cercando appunto che è già praticamente quasi completata e che vorremmo mettere subito in gestione, che è il nuovo centro del riuso. È un'opera importante perché quest'opera è un'opera di respiro non solo comunale ma intercomunale, perché nasce appunto grazie alla collaborazione di 4 amministrazioni locali, Bagnaria, Palmanova, Aiello e Tor Viscosa, che hanno creduto evidentemente in questo progetto, un centro del riuso importante, in provincia di Udine credo sia il primo di così grandi dimensioni, che speriamo appunto di avviare a breve. Abbiamo necessità di ricevere ancora qualche finanziamento, speriamo, per completarlo ed avviarlo, ma è un'opera importante per 2 finalità fondamentali, evidentemente quella ambientale, perché in questo modo evitiamo che determinati oggetti, componenti possano essere, anziché finire nel ciclo dei rifiuti, possano essere riutilizzati a vantaggio magari di persone meno abbienti e soprattutto questo da un punto di vista ambientale mette in atto una politica di evitare lo spreco, di riutilizzare e quindi anche un'attenzione particolare. Sensibilizza un po' anche i cittadini, assolutamente, no? Assolutamente. Ecco, senta, la Regione ha varato questi enti di decentramento regionale, ma voi vedo che avete già delle convenzioni particolari con comuni. E che cosa ne pensa? Perché... Allora sì, io penso che sia necessario sempre di più pensare a degli organismi che possano fare una pianificazione, un ragionamento su aree più vaste che non sono quelle limitate al singolo confine comunale. È chiaro che soprattutto per comuni così piccoli come per esempio quello di Bagnaria, pensare e ragionare in termini appunto di aree più ampie, soprattutto per opere di pianificazione, un po' devo dire qui a malincuore, un po' come avevano cominciato a fare appunto le UTI, che cominciavano in termini di pianificazione, di ragionamento su aree più ampie a produrre qualche risultato. Penso alla possibilità per esempio di realizzare piste ciclabili anche nelle nostre stesse zone, cioè, si era cominciato a fare e si è realizzato e si sta realizzando in parte anche appunto dei ragionamenti che prevedevano però una collaborazione e un pensare al nostro territorio in termini appunto più ampi, proprio perché evidentemente le forze del singolo non sono in grado di rispondere, anche penso in termini di strutture, competenze, personale, a tante problematiche che invece se valutate in termini di
territori più ampi possono trovare evidentemente forse delle soluzioni migliori, anche economicamente più sostenibili. Ecco, senti, molto chiara la sua posizione. Senta, noi andiamo verso le festività e sappiamo come siamo in questo momento, lei lo ha sottolineato prima, la pandemia ci ha un po' frenato, no? Però c'è sempre questa voglia di qualche piccolo evento, piccolo incontro, non solo per gli anziani, per tutti, insomma, Per penso, tutti. no? Sì, ecco, di questo la ringrazio perché effettivamente credo che la pandemia, uno degli aspetti più negativi sia stato proprio quello di togliere la voglia di stare insieme, la voglia della socialità. Ecco, nonostante appunto la pandemia e nel rispetto ovviamente delle normative, anche noi abbiamo pensato di organizzare qualcosa in vista appunto del Natale. Penso non solo ai tanti eventi che le singole associazioni hanno organizzato autonomamente, ma come amministrazione, cito solo un appuntamento, l'8 di dicembre faremo a Sevegliano, davanti al municipio, faremo un'accensione dell'albero, accompagnato da delle musiche, in particolare da uno zampognaro, da un piccolo mercatino di Natale, ci saranno i bambini con un piccolo concorso di idee e quindi ci saranno vari eventi che ci permetteranno insomma di passare, speriamo, qualche ora assieme e di cominciare a respirare un clima natalizio. Tornare a dare un po' l'entusiasmo alla comunità, no? Assolutamente. Ecco, senta, secondo lei la questione delle province, delle aree vaste, no? Facciamo un passo indietro. Sì. Sta andando avanti? Perché insomma sento l'ANCI un po' tiepido su queste cose. Ma sì, io sono anch'io abbastanza poco convinta che questa sia la strada forse giusta. Ripeto, non vorrei ripetere quello che ho detto prima, sì. ma credo che ci sia sicuramente la necessità di individuare un soggetto intermedio tra quello che può essere il livello comunale e il livello regionale, ma credo che la strada appunto che è stata intrapresa forse non è proprio la strada ottimale. Ecco, credo che probabilmente la strada purtroppo che abbiamo abbandonato cominciava a dare qualche frutto, forse bisognava ragionare o dare tempo forse a questa modalità di poter dare qualche frutto in più. Ecco, prima di... Bene, allora diamo tempo alla Regione che si schiarisca un po' le idee. Benissimo, allora grazie a Elisa Pizzamiglio, prima cittadina di Bagnari Arsia, naturalmente grazie a voi per l'affetto che ci dimostrate sempre e anche i messaggini che mi arrivano chiedendomi di invitare quel sindaco e l'altro. Vedete che prima o dopo tutti saranno qui a Telefriuli al punto. Naturalmente grazie ancora e alla prossima.